E lì c'era una piccola strada, però che congiungeva nell'arco di 350 metri le direttrici principali, dove erano anche serviti da panificio, non stravolgeva comunque la loro vita quotidiana. Adesso, da quando hanno messo su questo cantiere, la vita è stata praticamente stravolta. Andrea racconta così il disagio delle famiglie costrette a convivere dallo scorso agosto col cantiere della Vallenari bis. Siamo in via Carlo Martello a Campalto, una strada dimenticata, piena di buche che diventano piscine al primo acquazzone, quasi priva di illuminazione pubblica, trafficata dai tir che in quella zona caricano e scaricano nei depositi che lì hanno sede. Per questi residenti, tutti anziani, è questo e solo questo il percorso obbligato per andare in farmacia, oppure a fare la spesa, a prendere l'autobus o semplicemente per gettare l'immondizia nei cassonetti. Una gincana fra ostacoli oggettivamente eccessivi per chi ha 77 anni, come la signora Rosa. Acqua alta, che l'acqua fa livello, e paura perché ci sono camion, vede che tutti camion, e dunque in bicicletta io ho paura. Il comune in questi mesi ha inviato un paio di camion con della ghiaia per tappare qualche buca che alla prima pioggia è rifiorita, se possibile, più profonda di prima. Ed è inutile dire che la promessa di risposta entro dicembre 2017 è stata scritta nel libro dei sogni. Capisco che il cantiere è ancora in fase di definizione là, però vediamo che proprio non ci sono risposte, e per quanto riguarda quel gruppo di cittadini è tutto stato lasciato tutto proprio al bando. Come potete vedere, ci sono anche bambini, tra l'altro c'è anche una nuova famiglia che è venuta a abitare con bambini piccoli, e vedete che è privo di transenne, fossi, cioè assolutamente è proprio lasciato tutto al bando. Ed è proprio per tutelare la propria incolumità che queste famiglie si stanno organizzando per la presentazione di un esposto alla magistratura. La vista del fossato pieno d'acqua a fronte casa, non protetto da New Jersey o rete, è assai inquietante e necessita di una urgente presa d'atto a garanzia dei livelli di sicurezza che i residenti invocano per questa zona. Io sono il nonno di 2 nipotine, che una ha 4 anni e un'altra ne ha 7 e devono andare a scuola. Io mi domando, quando anche sarà a lavori ultimati, quando andremo, se non ci danno un'altra via di uscita, come faranno ad andare a scuola in sicurezza 2 bambini piccoli